elettorale, nel quale anche il nostro palinsesto è stato più incentrato per le elezioni. Ora, passato questo periodo elettorale, riprende anche il Centro Culturale Roberto Ronchi e quindi la linea oggi va a Francesco Nosari. Ciao Francesco, benvenuto, buon pomeriggio. Grazie a te, buona domenica a tutti i nostri radioascoltatori, che abbraccio dopo il periodo elettorale. Giustamente abbiamo sospeso, anche perché l'aspetto culturale non deve essere, ne avevamo parlato anche con Matteo, non deve essere frammischiato all'aspetto politico, e noi, volere o volare, credo che più che un pochettino ci siamo coinvolti e ci siamo dati da fare. Ora, riprendiamo dopo un esito che non esito a dire soddisfacente. Io personalmente sono sempre stato convinto delle qualità, delle doti di Matteo, e non avevo dubbi che avrebbe aiutato la nostra gente, quelli che pensano, che hanno nel cuore l'autonomia, l'indipendenza, il federalismo, avrebbe aiutato a tornare ad avere sicurezza e una fiducia che in effetti era stata messa a repentaglio, non nei cuori della gente, non nella mente della gente, ma da fatti anche esteriori che hanno cercato, procurati anche da chi poi ha cercato di sopprimere questo spirito di libertà, questo spirito di ricerca, di autonoma ricerca della verità, perché l'autonomia di pensiero è la base del nostro essere in politica. Ora si è impostata una via nuova, completamente nuova. Siamo davanti a un disegno completamente diverso, siamo davanti ai problemi che come centro culturale, anche se pecco di modestia, ditemelo pure, avevamo da anni detto, avevamo pronosticato. Adesso si è davanti a un percorso che necessita di un apporto tecnico, necessita di un apporto culturale. È un progresso che nasce da lontano. Non per nulla noi, come centro culturale, abbiamo promosso il primo esperimento, l'abbiamo fatto a Milano addirittura il giorno prima delle elezioni, con un incredibile successo. Siamo rimasti basiti, e lo proporremo adesso in altre località delle nostre terre, dalla Lombardia al Veneto, al Piemonte, al Friuli. Proporremo l'argomento centrale. L'argomento è centrato, anche per l'occasione storica che ne deriva, sulla Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, che è il crogiuolo di quello che sta succedendo adesso. Se non analizziamo e approfondiamo le ragioni e le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, credo che difficilmente riusciremo a capire quello che stiamo per proporre ora, il perché, il senso, certo, anche di alcuni dei nostri referendum, ma quelli sono più legati, alcuni di essi sono più legati all'attualità, altri hanno una profonda radice culturale e storica. Ora, per altro verso, il crogiuolo è lì perché si parla di della guerra civile europea, e che è stata la causa prima e diretta poi della seconda guerra mondiale. Ricordiamoci che nella prima guerra mondiale si concentrano le tendenze all'americanismo e al socialismo / comunismo, con la crisi del nazionalismo europeo, un crogiuolo dal quale, per stare ai tempi, emergono i totalitarismi o gli autoritarismi in Italia europei.
emergono e si cristallizzano. Il comunismo da una parte, il nazismo dall'altra, l'autoritarismo fascista dall'altra ancora. Causa poi della seconda guerra mondiale, dove si impongono l'americanismo da un lato, il totalitarismo comunista dall'altro. Da tutto questo discende in Europa una profonda crisi, che è la crisi ovviamente dello Stato-nazione. Stato-nazione è in profondissima crisi. Tutti gli Stati-nazione sono in profondissima crisi. Quello italiano lì da vedere, insomma, fa acqua dalle parti, che ne dica il Presidente della Repubblica. Fa acqua dalle parti. Ora, il buon Renzi sollecita ottimismo. Mi chiedo, con una struttura, una baracca che fa acqua da tutte le parti come questa qua, che è peggio delle barche degli immigrati, come cavolo farà a proporre di essere la prima nazione in Europa? Sa cielo, basta mica pitturare di verde, bianco e rosso la barca per tappare i buchi a casa mia. Però probabilmente questo qui già qualche contratto con la Madonna, non so, con qualcuno lì di molto importante, perché questo è quello che racconta. Vedremo. Mi sembra un pochettino illogico, però vedremo. Ora, il problema che si va a concentrare, che si va a condensare oggi qual è? È che, sempre avendo come sorgente, come sguardo, quello che è successo e che va analizzato finalmente con occhi ideologizzati durante la prima guerra mondiale, della quale ricorre l'anniversario, il centenario dell'inizio, guardiamo al fatto che l'Europa, con un cammino quantomeno distorto, perché quello che in origine avevano pensato Adenauer, Schuman e De Gasperi, era un cammino che era fatto per porre insieme quegli strumenti, la CECA, cioè la comunità dell'acciaio, del carbone e dell'acciaio, gli strumenti che avevano consentito la fabbricazione delle armi. Metterli insieme voleva dire impedire una guerra interna, e tutto il resto era da regolare. Siamo arrivati a una difesa delle strutture, attenzione, delle strutture, sottolineo, degli stati nazionali, che per formalmente non rinunciare incredibilmente alla loro sovranità, presunta sovranità, hanno delegato a una burocrazia il governo degli interessi comuni. Cioè, praticamente hanno rinunciato alla sovranità senza dirlo, facendo finta di non farlo. È una roba da campana a martello, che certamente ha generato i problemi, e comunque ha cogenerato i problemi attuali. Questa burocrazia ovviamente aveva bisogno di una moneta unica che, proprio per una mentalità burocratica, è una moneta la quale va a regolare il tutto come se fosse omogeneo. Evidente che nella diversità storica, culturale, sociologica, artistica, di tutti i tipi, una moneta unica che regoli una roba del genere fa paura, è una roba che non sta nel cielo né in terra. È altrettanto evidente che una simile moneta deve essere regolata in modo diverso, perché una moneta è esattamente lo specchio dell'efficienza, delle capacità di una struttura statuale, di una struttura ordinamentale. E la struttura ordinamentale italiana, credo, dello Stato nazionale italiano, credo abbia qualcosa da invidiare alla struttura dello Stato federale tedesco, come di quello austriaco. Francesco? Credo. Abbiamo raggiunto telefonicamente anche la signora Tina Ghilardi. Perfetto. Che è con noi. Perfetto. Ciao Francesco. Ciao Tina, che bello sentirti. I nostri radioascoltatori che non ci sentono da un po'.
Mi hanno detto che hai già fatto dei commenti su come sono andate le lezioni e così Ma guarda via. che a tutti i radioascoltatori fa piacere sentire come l'hai visto tu questo esito. Perché io ho detto la mia, ma tu devi dire la tua, tu sei più importante. Beh, l'esito direi che è positivo, soprattutto adesso anche per quanto riguardano le firme per il referendum, perché diciamo che per noi l'esito è stato positivo, pensavo qualcosina in più a dire la verità, e secondo me troppi voti forse comprati, come mi ha detto qualcuno, ma della sinistra con gli 80 euro, però voglio dire che comunque adesso, siccome bisogna guardare avanti, stiamo guardando il risultato del referendum. Ieri eravamo qui in Forze Armate e veramente all'Estelunga di via Forze Armate hanno firmato in parecchi, non abbiamo avuto tregua diciamo nel tempo fino alla sera alle 7, anche se alle 7 e mezza, anche se per me ce l'avevamo fino alle 6, quindi proprio una fila di gente, e questo è positivo, ci dà anche qualcosa di cioè ci sembra che la gente abbia molta fiducia in questo e chiedono proprio se speriamo di arrivare al quorum. Certo. E questo è importante perché al di là di che si fa un commento su quello fatto, però è anche giusto guardare positivamente in avanti Certo. e quindi proseguire in quello che sono battaglie necessarie per la nostra gente. Certo. Qualunque esso sia, di destra o di sinistra, ma sono battaglie che vanno verso la nostra gente, le esigenze che hanno le nostre persone. Questa è la cosa più importante a mio avviso. E quindi confido, andate tutti a firmare. Martedì si può ancora firmare presso i comuni, mentre invece poi, dato che andranno avanti ai mercati, gli azebi presso i mercati o in altre zone, controllate dove sono e andate a firmare. Raggiungiamo questi quorum e iniziamo una battaglia che serve proprio per far vivere bene poi la nostra gente e non con un'ansia di paura di non arrivare a fine mese perché determinate regole e leggi hanno lasciato sul lastrico la nostra gente. E non solo quello, perché poi bisogna guardare proprio quello che è il lavoro delle piccole e medie imprese, che quello sono il traino diciamo economico delle nostre regioni e che quindi questo permetterebbe anche di star meglio tutti e che non ci siano più suicidi per il lavoro, che è una cosa che fa male al cuore, a tutti credo. Ecco, questa è la mia visione, io non guardo indietro, voglio guardare avanti. Benissimo, no, invece io avevo introdotto più guardando indietro. Volevo solo dire, Francesco, scusami, magari chi è a Milano, che noi siamo qui in via Forze Armate al 320/3, in cui abbiamo una festicciola con il Centro Culturale Roberto Ronchi, con l'Associazione Pescatori Cavacavassi e con l'Avis Delegazione Baggio, perché è un aperitivo in musica, per cui se ci vengono a trovare possono bere l'aperitivo con noi e ascoltare anche della buona musica e stare assieme in compagnia. Questo lo volevo dire a titolo, siamo qui fino alle 6 di stasera. Ecco, quindi pensa tu, adesso voglio fare una Milano. battuta, mi sembra di conoscere il posto. Sì, siamo qui, siamo contenti e speriamo nell'afflusso delle persone, anche perché se si fa una festicciola, se si fanno questi intrattenimenti per le persone che sono qui e che quindi non hanno possibilità di fare un weekend o quant'altro, perché chi lo può fare è già partito con l'1 e il 2 giugno, mi sembra una cosa bella e che quindi che vengano a trovarci. Al confine col Parco delle Cave. Esatto, e poi è proprio l'inizio anche del Parco delle Cave, al 320/3.
Sì, conosciamo. Ok, va bene, questo è quello che volevo dire. Adesso vorrei ascoltare i tuoi commenti, visto che hai fatto un quarto d'ora di trasmissione, quindi voglio seguire te e non mi interrompere magari con delle cose che... No, figurati, io sono andato invece indietro, cioè ho richiamato la ragione del nostro successo anche in quelle che sono le ragioni storiche, il perché delle nostre scelte, e ho richiamato l'occasione del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, della quale abbiamo tenuto una conferenza con musica, canti degli alpini, eccetera. Un primo esperimento lo porteremo un po' dappertutto. Una chiamata in attesa. Pronto? Buongiorno, Alberto da Torino. Oh, grande Alberto. Francesco, Farroso Latina. Ben trovati. Io ho avuto qualche attimo di assenza perché la vita a volte ti riserva qualche sorpresa che non hai modo di mettere di mettere in preventivo, e quindi ti trovi un po'. È ritornato anche grazie a questo buon risultato, come giustamente sottolineavi tu, sottolineavate voi. Mi sento di nuovo volentieri e con entusiasmo, e ti spiego perché. Ti faccio 2 domandine e poi lascio lo spazio. L'entusiasmo deriva dal fatto che mi inizi un discorso che con me trova la porta molto aperta, cioè che la visione critica dell'Europa di oggi mi deve partire dall'inizio del secolo scorso, e su questo se andrai avanti su questo tema ti seguirò molto più che volentieri, perché credo che tu abbia come al solito messo il dito nel punto giusto. La seconda domanda più tecnica, cioè la prima domanda tecnica che faccio in relazione a questo argomento è questa. L'euro come si regola con quello che esiste ancora da definire sotto il profilo del ristoro dei danni di guerra? Perché credo che ci sia qualche inghippo anche da quelle parti. Seconda e ultima domanda: tu che hai avuto modo di analizzare i quesiti referendari proposti, certamente molto meglio, molto più approfonditamente di quanto abbia potuto fare io, cosa ti aspetti dal vaglio di ammissibilità prossimo e futuro, come spero che sarà, perché le 500.000 firme credo che si sia oramai in grado di trovarlo. Detto ciò, vi lascio, vi auguro una buona domenica e ci risentiremo certamente più avanti. Buona Padania a tutti. Grazie Alberto. Dunque, dovete sapere che, già lo conoscete Alberto, è un giurista di alto livello, ora in pensione, ma nell'ambito della Corte d'Appello di Torino. Ora, il discorso che lui fa, la terza domanda, non è una domanda da niente, cioè qual è il fondamento, che cosa potranno dire gli organi giurisdizionali deputati rispetto ai referendum. Siamo abituati a non aspettarci nulla di buono, questo è sottinteso nel discorso che fa Alberto, e certamente questo sospetto, questo timore alligna anche e alberga anche dentro di me, non c'è neanche dubbio. Ora, però proprio l'importante è, invertirei la cosa, cioè si propone validamente, mi devi dire perché, se vuoi me lo respingi, e quando mi hai detto perché allora ne discutiamo, e ne discutiamo sia come competenza politica, sia come competenza popolare di natura sociale e sociologica, sia come competenza tecnica, perché le decisioni degli organi giurisdizionali sono e possono e debbono essere criticate, e sono criticabili, profondamente criticabili, purché fatta in modo serio la cosa. È per questo motivo che a maggior ragione vanno firmati i referendum, perché anche sotto questo aspetto di critica di certe decisioni è un'arma in più che si ha in mano. Questo è il mio punto di vista. Che sia ottimista o non ottimista, questo riguarda me e non lo dico, però è una cosa da fare.
è una cosa da fare perché poi tecnicamente la cosa va vista e dobbiamo cominciare a vedere le cose non solo sotto il profilo politico, ma come dice Matteo Salvini e come ha fatto nel concreto l'amico Matteo, dobbiamo far risposare coi dovuti limiti, nelle dovute competenze, politica e tecnica. E questo è quello che dobbiamo fare e questo ci è reso possibile da questi referendum ed è per questo che il segretario federale chiede che vengano firmati. Dobbiamo arrivare al punto in cui discutere con questi organi dello Stato, con tutte le strutture dello Stato, per capire chi e che cosa rappresentino. E ti dirò di più, che qualcosa, secondo me, qualcosa aleggia nell'aria, perché stamattina ai telegiornali qualcuno ha detto che l'Europa ha detto che non si può accorciare la pensione o qualcosa del genere. Non so se l'hai sentito, Francesco. No, stamattina no, perché ero impegnato in una conferenza. Sul canale 5. E ho detto, sì, ma è chiaro. Ma arriviamo. Guarda che il nostro percorso storico, quello che tu hai iniziato con la solita intuizione geniale, perché sei veramente formidabile, percorso storico che andiamo a portare in tutta la Padania, quel percorso storico è un percorso che implica anche questo, perché a un certo punto, quando si arriva ad avere una presunta sovranità delegata a una burocrazia, dicevo prima, con la prima guerra mondiale si confrontano i nazionalismi europei con l'americanismo e col socialismo-comunismo. Bene, qui si è operata la sintesi, o si tenta di operare la sintesi, e cioè i nazionalismi come strutture rimangono in piedi, non si sa per quale motivo, e al vertice la burocrazia, quindi l'organo impersonale, rappresenta la fusione fra l'americanismo finanziario e il comunismo vecchio, aggiornato. Il tutto non indegnamente rappresentato da figure istituzionali, massoniche anche se si vuole, comunque di impostazione ideologica, comunque di concreta prosecuzione dell'ideologia o comunque delle idee dei re, dei regnanti, questo senza nessuna allusione, per carità. Però ecco, questo col nuovo. Il nuovo che è un qualcosa che è da formare da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico, in una visione nuova, che supera anche le visioni precedenti, ardita. E qui devo dire, Matteo lo conosciamo da quando aveva non proprio i cazzoni corti, ma quasi da 20 anni, 24 anni fa, non so, una roba del genere. Il Matteo da solo, coraggiosamente, si è fatto la sua strada su questo profilo. E qui diamogli atto, perché ci vuole del coraggio per farlo. Esatto, in gamba. Ma coraggio tanto, così. Ma è un ragazzo molto in gamba, è sempre stato molto in gamba. Tina, io e te lo conosciamo da quando è entrato in Lega ai primi del 90, non so se era il 90, 91, una roba del genere. Noi eravamo già vecchi allora, però... Io saluto, perché a parte che hanno detto che lo spazio è terminato, saluto e rinnovo l'invito quelli che sono a Milano, perché ovviamente il tempo è poco, di venire qui in via Forze Armate al 320/3 per un aperitivo in musica tra associazioni e amici. E già che ci sono, firmano. E già che ci sono, possono anche firmare. Appunto. E già che ci sono lì. Va bene. Vi aspetto numerosi. Va bene. D'accordo, ok. Un saluto grandissimo a tutti e sempre autonomia e tanto autonomia. Ecco.
proseguendo nel ragionamento della Prima Guerra Mondiale, penso che domenica prossima, come eravamo d'accordo, uno dei relatori del convegno di Milano sarà al mio posto, non credi? Certamente. Giovane. Certamente. Va bene. Siamo giovani. Esatto, perché abbiamo anche i giovani alla nostra associazione. Va bene. Va bene. Ok, un caloroso saluto e viva il Lombardo-Veneto e anche il Piemonte. Viva il Lombardo-Veneto, viva l'Europa dei popoli. Grazie a Francesco Nosari e Tina Ghilardi, avete ascoltato lo spazio del Centro Culturale Roberto Ronchi. Un gran cœur, gan certi homme, che se può fin